Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ben ritrovati nel nostro appuntamento con l'oroscopo. Anche in questa giornata di metà settimana siamo pronti a dare il via al nostro viaggio tra i 12 segni accompagnati dalle stelle di Radio.0. E allora lasciamo la parola a loro e iniziamo dall'Ariete. Considerata la Luna e Plutone ostili, continuate a controllare ogni minimo dettaglio nei contratti e nelle clausole per evitare sgradevoli sorprese. Nuovi progetti dall'altra parte ancora da mettere a punto e portare avanti. Sfruttate oggi l'aiuto di Giove e Saturno. Toro, sul lavoro imparerete ad apprezzare un collaboratore che fino a ieri vi sembrava poco motivato e poco competente. Collaborerete alla perfezione alla fine. Rimanere arroccati invece sulle vostre posizioni non vi servirà a raggiungere un accordo, siate quindi più flessibili. Gemelli, con la luna odierna alleata vi sentirete più leggeri, approfittatene per distrarvi con attività e hobby che troppo spesso non osate concedervi. Se riuscirete a ritagliarvi poi del tempo per dedicarlo allo sport preferito, starete senza dubbio molto meglio. Cancro, grazie a Venere migliorerà oggi l'intesa di coppia, vi troverete complici sia nel risolvere le questioni sia nel godere dei fatti previsti e non quelli di ogni giorno. Anche se vi sembrerete all'inizio un po' sfasati, sintonizzerete poi i vostri ritmi con quelli della persona amata. Leone, visti i disegni celesti della luna in bilancia di oggi, sarete più efficienti e presto otterrete ottimi risultati e gratificazioni sia concrete che morali. Metterete poi in atto un cambiamento tanto agognato già da tempo, senza farvi condizionare dai timori di un familiare, quindi ottimo lavoro. Vergine, in famiglia siate chiari e diretti, tenete conto che c'è chi sa leggervi come libri aperti e non potete nascondergli nulla, no alle mezze verità quindi. Se avete percepito poi una nota stonata nel comportamento del partner, parlatene invece di rimuginare. Bilancia, con la luna e il sole che creano una rete iridescente con diversi pianeti, non interrogatevi troppo sul futuro di una relazione prima che sbocci. Ci vuole più disponibilità, state imparando a non stare sempre sulla difensiva e cercando di prendere le opinioni altrui più alla leggera. Scorpione, per colpa di Saturno avverso, sul lavoro siate cauti oggi nel sottoscrivere contratti o stringere associazioni. Per il momento meglio rimandare l'avvio di nuovi progetti. Con questo Saturno sarete anche incerti sulla vostra storia d'amore, viaggerete quindi tra l'esultanza e il timore. Sagittario, per merito della luna benevola sarà una giornata in cui infilerete diverse cose buone, anche se certe questioni professionali non andranno come sperato. Saprete cogliere e dare giusta risposta poi al bisogno di appoggio e consolazione di un vostro caro amico. Capricorno, a causa di Mercurio contrario nel segno della bilancia potreste essere inondati da impegni imprevisti, da copiosi contrattempi. Siate cauti anche nel parlare oggi, con varie stelle malandrine il vostro umore è ballerino, la grinta non manca ma sarete messi duramente alla prova. Acquario, con la luna in bilancia in trigono a Saturno, invece di continuare a frequentare persone poco affidabili, avvicinatevi di più a chi ha dimostrato di amarvi. Rallentando poi i ritmi quotidiani riverserete intorno a voi un'energia piacevolmente dinamica e anche serena. E chiudiamo infine con i pesci. Possibili colpi di scena in campo sentimentale per voi, sarete piuttosto sicuri sul fatto vostro, andrete dritti verso la meta senza troppe incertezze. Grazie a Urano a favore, in più l'inventiva, l'estro e l'ingegno continuano ad essere il vostro punto di forza. Ed è tutto quindi anche per questo mercoledì dalle nostre stelle del giorno. Noi vi diamo appuntamento a domani, sempre qui, sempre alla stessa ora, con tutte le ultime novità. Intanto una buona giornata a tutti e naturalmente buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0